Un episodio che rammarica perché c'è stata un'azione di un forte contro un debole, no? Perché sono palesi le fragilità della vittima. Il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, commenta così il violento episodio accaduto in centro città, in un angolo di piazzetta Filzi, dove un 49enne di origini marocchine è stato aggredito da un connazionale residente nella Castellana, 45 anni con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, per rapinarlo dell'orologio che aveva al polso. Di fronte alla resistenza della vittima, i due sembra non si conoscano, l'uomo l'ha colpita con una lattina di birra tagliata, provocando una profonda ferita tra l'orecchio e il collo. Il 49enne, rimasto a terra in una pozza di sangue, è stato immediatamente raggiunto dai presenti. Le loro grida hanno attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia locale impegnata in un servizio di controllo del territorio. Quando gli agenti hanno raggiunto il gruppo di persone, alcuni testimoni hanno spiegato cosa fosse accaduto. Nel frattempo, i vigili hanno visto poco distante una persona che fuggiva a piedi. E anche dei presenti confermavano che era l'autore della rapina poc'anzi avvenuta e quindi si sono messi subito all'inseguimento di quest'uomo, riuscendo dopo una corsa a raggiungerlo, a placcarlo, e quindi poi l'hanno ammanettato, e durante la perquisizione avvenuta in comando è stato rinvenuto sia l'orologio, oggetto appunto della rapina che apparteneva alla vittima, e anche alcuni paia d'occhiali, probabilmente oggetto di furto presso esercizi commerciali della città. Adesso valuteremo in quali esercizi. La vittima, molto conosciuta a Castelfranco, dove vive da anni, è stata prontamente soccorsa dai sanitari del SUEM. La ferita riportata fortunatamente non era profonda e non ha toccato parti vitali. Il 45enne invece è stato denunciato a piede libero per rapina, lesioni e furto. Il mio invito è quello di far sì che il percorso giudiziario che adesso affronterà questo aggressore sia un percorso che porti a comminare a lui il massimo della pena, perché se lo merita. Non si fanno, di default non si fanno azioni reati come le rapine, a maggior ragione nei confronti di chi ha alcune fragilità, ed erano palesi, sono evidenti.